Detto tutto ciò, accendiamo il microfono di Massimiliano Misdavis. Tu la bicicletta pedala più in fretta. Benvenuto nel podcast e mi fa molto piacere ritrovarlo per la chiacchierata sul ciclismo strano e sulle attività che riguardano le due ruote e non solo. Massimiliano Misdavis, grazie per il tempo che ci dedichi. Allora Max, siamo alla vigilia di una iniziativa che secondo me vale sempre la pena sottolineare, sulla Bernardia, se ne racconti. Ciao Francesco, sì, allora guarda, il 14 dicembre, praticamente sabato prossimo, faremo un evento che ormai è diventato tradizionale per noi, che è la pulizia dei sentieri della parte bassa della Bernardia, diciamo, della Bernardia Trail Area, ossia i sentieri della Lugnesi, quelli che sono usati parecchio dagli appassionati, sia per divertirsi sia per andare ad allenarsi, perché sono i sentieri quelli più facilmente raggiungibili, sono quelli più vicini al paese, quindi sono anche in breve tempo, anche da Udine in un quarto d'ora in macchina arrivi e quindi riesci ad allenarti facendo un anello di 12 km sui 3 sentieri. E ci dedichiamo come ogni anno a Natale per questa pulizia della Lugnesi. Io ho voluto chiamarti anche qualche giorno prima in modo tale da dare a tutti la possibilità di organizzarsi per essere lì a darvi una mano, vero? Perché è aperto a tutti questa opportunità. Assolutamente, guarda, stavo proprio scrivendo sul blog del nostro sito, maglianera.org, proprio questa cosa qui, che l'iniziativa, oltre a mirare a fare la pulizia dei sentieri, ha anche lo scopo di fare un advocacy, fare una pubblicità a questa necessità che c'è di prendersi cura dei sentieri, no? Di fare del trail care sui sentieri, anche sui sentieri quelli dietro casa, non necessariamente sui sentieri delle trail area, ma anche sui sentieri dietro casa, giusto ogni tanto andare a dargli una rastrellata, andare a dargli una pulita, fa bene al movimento della mountain bike, perché così abbiamo sempre dei sentieri percorribili e sfruttabili, quindi l'iniziativa ha anche lo scopo di pubblicizzare questa filosofia. Che ti direi fa bene certamente a tutti coloro che praticano il mountain biking, ma fa bene in generale, perché pulire i sentieri, pulire il territorio, soprattutto in questo periodo, in questi ultimi anni in cui ne abbiamo sentite di ogni a livello meteorologico, di danni e di disastri, tenere le strade, le caditoie, i pendii puliti ha un vantaggio non indifferente, sei d'accordo? Certamente, assolutamente, difatti si parla proprio anche di sostenibilità sentieristica, come ben sai noi facciamo parte di IMBA Italia, che a sua volta fa parte di IMBA International, dove si cerca di appunto di insegnare, di diffondere questa mentalità della sostenibilità del sentiero. Il sentiero non deve essere una cosa che viene fatta oggi e per durare solo domani, deve essere una cosa che perdura nel tempo, e quindi la manutenzione di tutte queste aree porta secondo questa filosofia, porta ad avere dei vantaggi di cui possono goderne tutti, perché ricordo che questi sentieri che abbiamo noi non sono sentieri esclusivi per la mountain bike, ma sono sentieri condivisi, quindi chiunque voglia andare a farci anche una camminata è liberissimo e ben accetto se vuole andare a farla, anzi, quindi è un lavoro per tutti, diciamo. Un lavoro, Max, che coinvolge, per quanto riguarda la tua associazione, i tuoi amici, i tuoi sodali, quante persone? Allora, noi siamo circa una trentina di soci, di cui 9 volontari, perché essendo un'associazione di promozione sociale abbiamo questa distinzione fra soci, sostenitori e volontari, e quindi appunto sicuramente saremo noi 9, più avremo qualche socio che verrà con noi, e più tutti quelli che gradiscono unirsi all'allegra brigata di Maglia Nera per questa. Io spero di aggirarmi come al solito, come ogni manifestazione che facciamo, intorno alle 15-20 persone, che sono già un bel numero per questa cosa. Max, nella zona lì che conosci perfettamente, oltre ai sentieri dei quali abbiamo appena parlato e che vanno puliti, quali sono altri potenziali sentieri o potenziali trail che si possono scoprire d'ora in avanti? Cioè, c'è qualche novità che può essere utilizzata? Certamente ci sono parecchi altri sentieri nella zona, soprattutto nella parte a nord, quindi quella nel comune di Lusevera, verso fra la Bernardia e i Musi.
quella parte lì è ricca di vecchie tracce che potrebbero essere ripristinate, potrebbero essere vengono utilizzate magari in maniera sporadica da qualche appassionato, come per esempio i ragazzi di Sport Cycling, so che girano parecchio anche quei sentieri lì. Noi per una questione di energie, diciamo, abbiamo deciso di consolidarci sui nostri 12 sentieri, e nel momento in cui riusciremo a essere più persone formate, perché ricordo che noi siamo comunque abbiamo fatto dei corsi di trail building prima di iniziare a fare queste cose, ci avventureremo a aprire qualche altra, a ripulire qualche altro sentiero sicuramente. Comunque ce ne sono, sì, ce ne sono parecchi. E proprio su questo vorrei chiederti, perché sempre di più, parlando con dirigenti, organizzatori, direttori sportivi, sempre di più l'attività ciclistica viene fatta off-road piuttosto che su strada, vuoi per motivi di organizzazione, di difficoltà di organizzazione delle gare su strada, vuoi perché tante volte è più sicuro andare a correre nei boschi piuttosto che in mezzo al traffico, anche per allenarsi, per cui l'off-road piace sempre molto di più rispetto alla strada, e la tendenza mi pare conclamata. È ovvio che il lavoro che svolgete di manutenzione di questi sentieri diventa fondamentale anche sotto questo aspetto, no? Cioè per dare la possibilità a un numero sempre maggiore di atleti di allenarsi. Nella tua sensibilità e nel tuo impegno quotidiano riscontri questo affollamento, questo aumento dell'attività off-road oppure no? Sicuramente c'è un aumento delle percorrenze dei sentieri. Un po' è dato anche, dobbiamo distinguere secondo me le due categorie, gli amatori e gli amatori, chiamiamoli agonisti, quelli che vanno ad allenarsi e quelli che vanno a divertirsi. Le bike ha portato un incremento delle percorrenze da parte degli amatori che vanno per divertirsi, mentre il fatto di avere questi sentieri costantemente puliti e manutenzionati ha portato magari la gente a dire non vado a fare, ha portato gli atleti, gli agonisti a non andare magari ad allenarsi sulle piste forestali o su strada, ma ad andare anche nel periodo invernale, magari nel periodo in cui non si faceva attività, a continuare l'attività ma sui sentieri, sui single track, perché il fatto di trovare varie aree attrezzate, chiamiamole così, con sentieri sempre manutenzionati, ha dato una possibilità di aumentare gli allenamenti su quel terreno, è importantissimo. Ma che poi, Max, io non te l'ho mai chiesto, ma tu corri in bicicletta normalmente o quotidianamente? No, quotidianamente no. Sali in sella o no? Sì, assolutamente. Sono un ciclista, sono un mountain biker appassionato, e ho scoperto, no, non ho scoperto, diciamo che sono definitivamente passato al lato oscuro delle bike, perché è parecchio divertente, soprattutto per chi ha la passione di fare enduro, perché ti consente di arrivare alle salite, cioè ti consente di fare le salite in una maniera un po' più tranquilla e arrivare in discesa quindi in maniera più fresca, rilassata, e con la testa e col fisico più pronto a rispondere al terreno, ai cambiamenti del terreno. Sono sempre stato uno che apprezzava le bike. Adesso, arrivato a 50 anni, ho detto ma me la prendo e andiamo con le bike. Poi va bene anche per andare a fare delle veloci riparazioni sui sentieri, perché anche quello è un utile modo di usarla. Ok, però sottolineo che anche Max Misdaris è passato al lato oscuro, quindi ha subito il fascino dell'e-bike. Assolutamente. Prima o poi dovrò caderci anche io. Max, altre due considerazioni, che non vorrei abusare del tuo tempo, però insomma vai tranquillo, nessun problema, è sempre un piacere. È anche il mio, soprattutto. Ti chiedo, in ottica anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, io vorrei parlare anche un po' dell'attività dell'associazione sportiva, perché so che avete diverse iniziative, Natale, so che vi trovate sempre, poi organizzate qualche evento in particolare in visione 2025? Ma allora, guarda, 2025 sicuramente faremo in concomitanza con la Sagra di Torlano, qui a Nimis ad aprile, solitamente il fine settimana successivo alla Pasqua. Organizzeremo una giornata in cui illustreremo ancora di più i sentieri, in modo da
e dichiareremo una sorta di sentieri aperti, con l'ausilio di maestri di mountain bike, guide di mountain bike che possono accompagnare in giro le persone, quindi una sorta di sentieri aperti, diciamo, chiamiamolo così, e questo sicuramente è una delle cose che faremo, quindi dovrebbe essere il 27 di aprile, credo. Adesso vado a memoria, dovrebbe essere il 27 di aprile, quindi segnatevi la data 27 di aprile e aspettate di vedervi qualcosa sui social. Poi stiamo valutando di fare se con IMBA Italia un altro corso di trail building, organizzarlo qui a Nimis. Sicuramente. E quindi anche questo è molto interessante e ci torneremo sicuramente. Trail building significa proprio la gestione a 360 gradi, no? dei percorsi che puoi fare, dall'inventarli al pulirli, cioè tutto. Certo. Sì. L'inventarli è sempre un pochino un terreno minato, perché bisogna andare a recuperare tutti i proprietari, avere le autorizzazioni, eccetera, eccetera. Noi tant'è che facciamo la Bernarda Trail Area è un'area costituita da dei sentieri preesistenti che sono stati risistemati, rimessi in sicurezza. Non abbiamo aperto nulla di nuovo, proprio per una problematica legata ai permessi, perché recuperare i proprietari è sempre immagino. Non è sempre banale, diciamo. Comunque noi abbiamo ripristinato e rimesso in sicurezza tutta una serie i sentieri della Trail Area. Mi piace come hai utilizzato l'aggettivo banale, non è mai banale, mi sei piaciuto. Gravel ti piace come disciplina? Potrebbe essere. Allora, io ho una cicloturistica anche, ho una bici cicloturistica, una sorta di gravel dei primi anni, diciamo. Sì, è divertente, anche se l'off-road per me rimane la mountain bike, perché per me il divertimento che dà l'affrontare le discese, io sono un endurista da sempre, all mountain dagli albori, passato poi a fare gare di enduro in maniera molto, molto così per divertirmi e basta, senza cercare risultati, però quello vado a cercare, l'aspetto un po' più divertente delle due ruote. Comunque il gravel è una disciplina che secondo me ha un fascino particolare, perché unisce i due aspetti del ciclismo, ossia la possibilità di fare tanta strada che ti dà la bici da strada, e la possibilità di andare a esplorare tutto quello che ti può interessare che ti dà la mountain bike, perché la bici da strada è bella perché fai tanti chilometri, ma ti limita il fatto di non poter andare ovunque. Se faccio un esempio, vedi una collina su una strada sterrata, con la bici da strada non ci puoi andare. La mountain bike ti limita nella percorrenza, cioè non puoi fare tantissimi chilometri perché non è una bici fatta apposta. Il gravel unisce questi due mondi, eliminando i gap di entrambi, quindi lo vedo bene, insomma, non mi dispiace. Sai perché ti dico? Perché anche la regione Friuli Venezia Giulia, che pare particolarmente sensibile, le istituzioni paiono sensibili allo sviluppo del gravel nella nostra zona, e certo. Io credo che la zona di Nimis, di Torlano, i colli, la Bernardia stessa siano fantastici per questo tipo di attività. Sì, l'anno scorso, se ti ricordi, avevamo fatto avevamo fatto anche la chiacchierata con Anna di Bike Emotion. È un gravel, nella nostra zona è un gravel un pochino più avventuroso, perché è su forestali un pochino non tanto sterrate quanto sassose, però si può fare, l'abbiamo fatto e ci siamo divertiti. L'anno scorso ci siamo parecchio divertiti con Anna a fare questa esperienza gravel. Io penso che si divertirebbero anche tutti coloro che vengono lì a pedalare. In conclusione, Max, ti chiedo, ci siamo sentiti l'anno scorso e parlavamo appunto di questo, e anche una domanda che mi ero preparato e che pensavo di farti era proprio relativa a, dopo 12 mesi ci avevi raccontato della volontà di sviluppare l'associazione, di attirare nuove persone, di chiamare a darvi una mano proprio anche altri personaggi. Ci sei riuscito? Si è avvicinato qualcuno? Si è sviluppato qualcosa? Qualcuno si è avvicinato, sì, diciamo che è un mondo sempre difficile quello del trail builder, perché la gente preferisce andare a divertirsi in bici e ha ragione, per carità di Dio, anzi ognuno deve trovare il proprio divertimento. Però abbiamo qualche nuovo iscritto che si è avvicinato a noi perché ha la passione di sistemare i sentieri, ha la passione di
manutenzionali sentieri. Sì, devo dire che non grossissimi numeri, però abbiamo avuto comunque un incremento nei numeri, nelle file di Maglia Nera c'è stato, sì. Assolutamente. Questo mi fa molto piacere e confidiamo anche che questi numeri possano ancora ulteriormente aumentare. Mi fa molto piacere comunque. Ultimissima, Max, è un messaggio che puoi dare eventualmente alle famiglie, ai genitori di ragazzini che hanno bisogno di allenarsi o comunque che vogliono fare attività. Per arrivare a correre nella tua zona, nelle tue zone, cosa bisogna fare? Cioè, bisogna contattare voi, bisogna semplicemente andare lì, bisogna dare una mano, bisogna non lo so, iscriversi a qualcosa? No, guarda, semplicemente si può, per venire a girare nella Bernarda Trail Area, i sentieri sono sempre aperti, sono sempre liberi, e se qualcuno ha bisogno di qualche consiglio, il mio numero di telefono è sul sito di Maglia Nera, o comunque abbiamo la mail. Non ci sono problemi se qualcuno ha bisogno di informazioni, magari anche di essere accompagnato. Abbiamo un maestro di mountain bike, una guida di mountain bike che volendo può accompagnare anche le persone sui sentieri, quindi siamo a massima disponibilità per lo sviluppo della trail area, per la frequentazione della trail area, sia in termini di turistici che in termini di residenti nel Friuli Venezia Giulia, quindi non turisti ma concittadini, chiamiamoli così, corregionali. Le informazioni si trovano sul sito di Maglia Nera, sull'applicazione Mowi Bike che abbiamo da poco, da 6 mesi ci siamo abbonati a questa nuova applicazione, e se qualcuno ha interesse a dare un'occhiata alla Bernarda Trail Area, grazie alla regia di Pierfrancesco Macchi di Let's Talk Media, e grazie ai fondi messi a disposizione dalla comunità di montagna, e grazie all'aiuto di Nadir Coledani e di Marco Ponta, questi due campioni, siamo riusciti a fare un bellissimo video che è sulla pagina YouTube di Maglia Nera, sul sito di Maglia Nera, che illustra le potenzialità della Bernarda Trail Area. Quindi invito tutti quanti ad andare a vederlo, e invito ad andare a vedere anche il blog di Erwin Ronzon, endurista di livello nazionale, nonché blogger, che giovedì ha pubblicato una puntata del suo vlog sulla sua pagina YouTube dedicata alla Bernarda Trail Area. È venuto qui, lo abbiamo accompagnato in giro sui sentieri e si è divertito parecchio, e ha fatto questo video dove uno può rendersi conto di che cos'è la Bernarda Trail Area. Quindi invito ad andare a vedere queste due chicche, perché ci abbiamo lavorato parecchio per arrivare a farle, e devo dire che sono venuti due risultati veramente, veramente eccellenti. Guarda, assolutamente. Hai fatto benissimo a ricordarlo, e sottolineo chicche davvero, autentiche chicche, veramente. Auspico anch'io che tante persone possano andare a leggere il vlog e soprattutto che possano venire a pedalare sulla trail area della Bernardia. Max, guarda, solo un'ultima cosa, ringrazio la disponibilità che hanno dato Marco e Nadir, perché due persone veramente, oltre che due atleti straordinari, anche due persone veramente eccezionali, che si sono prestate per fare questo video, che ha avuto un bellissimo riscontro da parte degli appassionati, cioè in tanti l'hanno visto, i numeri parlano chiaro, l'hanno visto in tanti, quindi sì. Bene. Che poi gli addetti ai lavori, gli sportivi lo apprezzano, mi pare che sia apprezzato anche da coloro che di solito non si interessano di questo ambito, per cui questo è anche un ottimo risultato raggiunto. Max, grazie per il tempo che ci hai dedicato, grazie soprattutto anche per l'impegno costante nella gestione, diciamo così, uso il termine gestione dei sentieri e di tutta l'attività che fai in favore del divertimento di tutti coloro che amano le due ruote, non solo. Grazie Max Misdalis. Grazie a te Francesco per la possibilità di queste chiacchierate. Amici, abbiamo terminato questo podcast. Abbraccio idealmente tutti coloro che ci hanno ascoltato su Radio Spazio. Sapete che questa è l'unica trasmissione radiofonica dedicata solo ed esclusivamente al ciclismo friulano. Se volete continuare a confrontarvi con me sui temi del nostro ciclismo, non dovete far altro che cercarmi sui social e aggiungere l'hashtag FriulBike ai vostri post. Come sempre, proverò a rispondere ogni qualvolta sarò chiamato in causa a parlare di ciclismo.
A chi ci segue su Spotify una piccola ed essenziale richiesta: attivate la campanellina per essere sempre avvisati quando andiamo in onda e, se volete, dateci qualche stellina a conferma del vostro gradimento per questo podcast. Ve ne sarò grato io e tutta la redazione di Radio Spazio. Un abbraccio a tutti da Francesco Tonizzo, alla prossima, ciao!